Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, la tensione è altissima, dobbiamo assolutamente riprendere il fattore campo e vincere gara 4 a Boston, vediamo se è tutto a posto, controlliamo, perché è chiaro che giocando con la squadra andiamo sicuramente meglio, mentre solo con Larry Bird è comunque più dura. Vai Fioi, al Garden per vincere, vai Fioi, c'è tensione Beppe, c'è tensione. Game 6. Parrish, si scalda Parrish, bell'uomo Parrish. Ci giochiamo tantissimo oggi, perderla sarebbe veramente dura. Vai, vince la contesa LA, eccolo Magic. Bisogna partire bene però, Cooper. Attenzione Johnson. Buona difesa comunque di Boston. Magic la mette, ma va bene. È questo che vogliamo. Il Garden comunque pretende la vittoria. No, brutto, va dentro, ma di bava. Grande Larry. Non un gran tiro però dell'asso di Indiana. Ah, questo è un fallo che non dovevamo fare. L'ero. Here's Wilkes, defended by Bird. Madonna, stoppone di Bird. Stoppone di Bird. Johnson, the pass to Bird. Over Cooper. Attenzione, ma peccato. Here are the Lakers. Andiamo bene, attenzione Cooper da solo, only rete. Niente da fare. Boston e Los Angeles sembra avere qualcosa in più. Madonna Larry, grande passaggio, ma sbagliato. Non ci stiamo Beppe, non ci stiamo. Clark, you can almost see him float in the air, like suspended. Yep. And that shows you the hang time he possesses. Errore. Johnson with No, è meglio giocare. Vedo che la squadra è in difficoltà. Giochiamoci più la parte finale, però Boston, dai. Devo giocare. 1:43. Momento topico, pericolosissimo. Ma se no. 1:37 left in the fourth quarter. Here's McHale. No, ancora errore, quanti errori. Defense. Mamma mia che sfida al Garden. Johnson Bird. Eccoci qua ragazzi. Ci siamo. Grande Larry. No, mamma mia, ci ha provato Larry. Manca un minuto. Dall'angolo il suo tiro. Niente da fare. Non me ne va una. Eccola, meno 2. Riusciamo a mangiarci anche questa. Questo posto che non mi trovo benissimo. È una squadra che non è proprio nelle mie corde. Yes, vai Parrish. Yes! Dai. Più 4, perché dobbiamo assolutamente tenerla. Dobbiamo tenerla al Garden se vogliamo tenerci il fattore campo.
begged his players to keep it simple out there. Told them one possession at a time. Don't look at the In realtà comunque abbiamo perso, sì, in realtà solo un pirla perché avendo comunque fatto una vittoria, comunque il fattore campo è perso. Calma, concentrazione. Mamma mia che sfida in questa rivincita dell'anno scorso che abbiamo perso in gara 7 dopo un 3-0. Me la ricordo ancora. Dai, muovite. Attenzione Cooper in lunetta. Il primo lo mette da linea della carità. Secondo, anche secondo, meno 2, mamma mia ragazzi. This is why his team trusts him at the line, because they believe in his ability to hit. Voglio la palla con Larry, fallo. Magic Johnson, fifth personal foul, fourth team foul. McHale kicks to Johnson. So they Fallo foul ancora. intentionally. Adesso non possiamo sbagliare dalla linea della carità però. At the line for your Celtics. So the first Yes. one drops, and that makes it a 3-point lead. A high-level player on both ends. Yes! You can't question the heart Johnson. Mamma mia che partita epiche però ragazzi, veramente qualcosa di incredibile. Now make this a two-possession game. And the Lakers call time here. They trail by 4. 24 seconds Il left. Garden è teso. Non accetta un'altra sconfitta con Los Angeles in finale. 24 seconds left in the game. E lei proverà il tiro subito ovviamente. Abdul, guarda. No, Larry perde il... No! And he has brought them to within 2 points. Brutto. This is why they give Worthy the ball. They know he's going to come up big. And the foul on Magic Regalato, Johnson. proprio regalato il rimbalzo da Bird. Green, yes, bravo. Yeah, all they can do is send him to the line and hope for some. No, secondo un bruttissimo errore. And the Lakers call Brutto, time here. brutto. They're trailing by 3. C'è una 16 tensione seconds left in indescrivibile. the fourth quarter. Mamma mia, se è brutta sta partita. Gotta get a three. It's going to be hard to get a good look, but they need a three. Yeah, the defense Sì. is ready for it. He'll be defending. Mamma mia. Ti prego, And that's oddio. going to go on for Parrish. Abdul-Jabbar. Yes. And so he's picked up his final Ho sempre paura Parrish, non so foul perché. this game. Parrish is Bravo, pretty bravo, effective bravo. with his high arcing shot. We'll see if he has Dai, the chiudiamola, mental chiudiamola. toughness to come through. Scott ci deve provare da 3, non si sa cosa ci prova. From the line there. Those shots sealed. Here's Scott. No! And a miss Yes, on è the fatta, è triple. fatta. And Sì, so cazzo. Boston Celtics with the 2-2, fondamentale sta vittoria. Bene, bravi ragazzi. Mamma mia che sfide, raga. Che sfide, la dinastia continua tra LA e Boston. Bellissime partite show, ragazzi, partite show. Si torna a Los Angeles. Folks, it does not get any bigger than this. NBA Finals Game 5. Vai. We've watched these two battle it out. Queste non Now sono two finali, games questi apiece, sono essentially a robe game incredibili. series, 2 of the next 3 to win the World Championship. Vai. 2K Sports Na-na-na, presents the na-na-na, playoffs of the na-na-na-na. NBA. And tonight, we've got the Los Angeles Lakers playing against the Boston Celtics. With Mike Fratello and Bravo, 2 punti facili, dai. David Aldridge reporting in from the sideline. Bird has such Magic. great awareness of the floor. You saw it on that pass. Tipped away. No, peccato, per poco la perdeva Magic. Pass to Wilkes. Shoots over Bird. Rebound by Grandissima the difesa Celtics. di Larry. Great defense. Forcing the tough shot. Getting a hand up on him is a must. Here's Parrish. It's Bravo Parrish, peccato. Na-na-na. More often than not, he'll sink that mid-range jumper. Ecco, subito LA pareggia. Nice dime by Cooper that time, making sure the ball got to the shooter right on target. Dai. And so Green will bring it up for Boston. We play just over a minute here in the first. Back to Bird.
Over Wilkes. Mamma mia, no, ma era perfetto, ma dai, ma dai. And they're pushing it up. Parrish against Abdul-Jabbar. Buono, anche loro sbagliano ogni tanto. Here's Johnson. Johnson with the Che brutto inizio, che brutto inizio. Johnson anticipates, sees the shot forming, and is able to get a hand on it. and the foul. Called Fallo di Verde. That's his first foul. That's his first personal foul. First team foul. So first quarter just over a minute and a half in. It's a hand on it. And staying with the play. Kareem Abdul-Jabbar. He was there to save the play, using his reach to snag the ball and send it back. Bird, the pass to McHale. Back to Bird. Johnson outside. Pass to Bird. Bello questo, una bella azione, ma un mattoncino. McHale dishes the Parrish. And that's out of bounds. Boston will retain possession. Mamma mia che male che stiamo giocando. Sentiamo troppo le finali, però a Los Angeles ci sentiamo troppo. Trailing by 2. Bird finds Johnson. Shot clock at 6. Back to Bird. Good. Yes! Green picking up the assist. Look at Larry Bird. dice We don't know la if he Lakers has Arena. that ability. Johnson Pa, the pa, pass pa. to Worthy. He doesn't hit Bravo that Larry, one. dai. And solid defense there from McHale. The drive by Green. Who kicks it to Johnson. Bird outside. He dishes it to Green. Bird looking it over. The Celtics need to get a shot off. Over Abdul-Jabbar. Got to be aware of where Tiro di Kareem merda, is. attacco ancora peggio. An effective presence protecting the rim. Vaffanculo. Allora. Vai. Niente da fare. Mamma mia, mamma mia. Tanta c'è, 10 punti. Ci posso anche provare, dai. Meno 2. Chiaro che sarebbe fondamentale vincere, ma calma. Bird outside. Da solo Larry, ti prego. Sì! Dai! He's got the game tied up here for the Celtics. Bravo Larry. The ball is in the hands Adesso devo of the difendere, exact però. right guy. When you have to get a shot, trust Bird to deliver. Mamma, sentiamo troppo le sfide a Los Angeles. No! Vabbè, ma sto qua che sporo, ma Abdul-Jabbar è un fenomeno, lo sappiamo. Magic, mamma mia che squadra. Non voglio perdere un'altra finale con Los Angeles. Ma che tiro è? No, vabbè, ma non posso far tirare sti mongoli, però. Ah, la regalo anche. Here's Cooper. Rebounded by the Manco Celtics. male. Johnson up top. He's going to No, non parto da solo. Bird on post. Ti prego Larry. Ecco là l'errore. Worthy pulls it Non in. ci credo. And here's Los Angeles now. Adesso è dura. Led by as many as 11 points. And an intentional foul right there. That's his second personal foul. And the first Sì. of 2, no good. Heartbreaker. Typically a pretty composed player. Mamma, che cazzo Can tira Memphis questo? maintain that when the heat is on? We'll see. Mike, there's absolutely no Preferisco room avere here la for palla error. con Larry. Everything has to fall perfectly for them to pull this Si out. vede che non è un Green, the play, pass to Johnson. ovviamente. Parrish with the screen on Cooper. About 3 seconds between shot and game clock. It's rebounded by Ecco l'errore. Kareem Abdul- Ecco l'errore. Va, vaffanculo, va. Ma vaffanculo. 3-2 da fare. Non riesco a vincere a Los Angeles, non c'è niente da fare. Si torna al Garden, si torna a sto cazzo di Garden adesso, mamma mia.
The championship could be claimed right here. Troppo dura, Bertis, troppo dura. In the arena for this game 6 of the NBA Finals. So glad you can... Però sinceramente voglio cominciare così stavolta. Okay, perché questo dobbiamo vincere, voglio essere pronto. Dai. In casa di solito le vinciamo. Attenzione, stai zitto, come stai zitto. Mamma mia, vinciamo di 2. Vinciamo di 2, vinciamo di 2, vinciamo di 2. E si va a gara 7 ancora, a gara 7 a Los Angeles, madonna. Seconda finale che andiamo in gara 7, cioè pazzesco. Stiamo creando veramente la doppia dinastia. Chiaramente chi prende la palla è LA. Deve avere una serata storta a Los Angeles in casa. Appunto. Fallo. Peccato. Yes. Bravo Larry. Big guy who can knock him down from the line. There are no easy tricks or hacks. Siamo da 3, sarà ancora poi il tiro libero di 3. Bravo, non ci credo. Grande. Comincia bene Bird, dai fioi, questa essere nostra. Non possiamo fallire un'altra finale. Johnson surveying the floor. Worthy down low. Parrish is there. Passes it to Johnson. 6 to shoot. Worthy a screen on Johnson. Los Angeles needs to get off a shot here. Guarda che le mettono tutte, oh. Mamma mia che squadrone. Due grandissime squadre. Larry lo vedo caldo, 6-4 per 6, LA 4. Importante partire bene. Perché la perde niente. Un po' metterla da là, un po' metterla così e prende l'imbalzo. Che nervi. Troppo, vuoi far troppo con un... Voglio fare troppo. The pass to Wilkes. Just 5 on the clock. No. Grande difesa di Bird. Non poteva mettere anche questo, Fioi, dai. Perché svolge. Green kicks to Bird. Non cadono mai. Se la perde Larry no. Bravo, fallo. Bravo. Yes. Lasciamola così. Dai. Ho dato una piccola spinta, questo inizio è positivo, l'inizio. Te la stiamo giocando però. Aia, più 10. Non ci credo. È persa, ragazzi. Sì, è persa.
Persa, ennesima finale persa, incredibile. Sempre a gara 7, vince ancora Los Angeles a gara 7, ma puttana miseria, vaffanculo. Devo fare quel cambio alla squadra, manca qualcosa ragazzi, Los Angeles vince ancora. E Karim Abdul MVP delle finali. Ah, Dio mio, 4-3, 4-3. Pazzesco, Beppe, pazzesco. Eccoci qua, raga, la delusione è tanta, andiamo a vedere chi si ritira. Oh, madonna, si ritira un po' di gente. Ok. Ciao ragazzi. Ritiri Saf, ritiri maglie. Cambiamenti, cambio regola, tutte le scelte della lotteria vengono in situazione casuale. Cambio regola, tutte le squadre della lotteria avranno la stessa possibilità. Trasferisce Kansas City, Sacramento Kings. Modifica il pavimento di Los Angeles, modifica Denver, modifica divise Bulls e ok. Celtics, one cazzo, riunione Lega, vabbè, qua proviamo tutto, lotteria draft. Dobbiamo cominciare anche a fare dobbiamo un attimo vedere alcune cose qua perché sennò veramente non abbiamo possibilità mai di portare a casa qualche buon giocatore. Ok. Regolamenti pre-draft non mi interessano. Vediamo il draft, chi sarà la prima scelta. C'è Pat Ewing, Karl Malone, c'è bella gente. Vediamo i Seattle Supersonics. Joey Dumars. Attenzione, Joey Dumars. I San Antonio. Patrick Ewing. Houston. Ma fa una bella squadra. Karl Malone, ragazzi. Houston ha una bella squadra. New York. Westman Tisdale. Sacramento. Chris Mullin. Dallas, andiamo fino alla 10ª almeno. Cazzi loro. Xavier McDaniel, Phoenix. Gli Atlanta, Manute Ball. Carl Coles. Ed Pinkney. Chicago. Charles Oakley. Scelta utente. No. Allora, belli. Allora. C'è qualcuno che... Ok, niente di esaltante. Ok. Simula fino a fine draft. Eccoli qua, Dumars, Patrick Ewing, Karl Malone. Sicuramente i più diciamo famosi, Charles Oakley e Schreft, 17ª scelta. Ok, babini. Ingaggio matricole. Dai. Offerte qualificanti. Vediamo se c'è qualche buon giocatore, ma 30 anche. Ma rinuncia ai diritti. Ok, dopo chiaramente ci facciamo
in off, non riusciamo a fare qualche colpo perché la situa non è delle migliori, raga. Grande Pat. Stiamo anche scendendo tutti come squadra, se voglio portare a casa almeno un anello con Larry deve essere questo l'anno, ragazzi, se no so cazzi e fallisco e non è una cosa buona. Va bene. Lo Star Game New York. Usiamo la class draft che l'ho già controllata, tutto bene. Passiamo alla stagione successiva, ragazzi. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Ci becchiamo con la stagione 85-86. Ciao! Eccoci qua, raga, la delusione è tanta. Andiamo a vedere chi si ritira. Oh, madonna. Si ritira un po' di gente. Ok. Ciao, ragazzi. Ritiri Saf. Ritiri maglie. Cambiamenti, cambio regola, tutte le scelte della lotteria vengono in situazione casuale. Cambio regola, tutte le squadre della lotteria avranno la stessa possibilità. Trasferisce Kansas City, Sacramento Kings. Modifica il pavimento di Los Angeles. Modifica Denver. Modifica divise Bulls. E ok. Celtics, one cazzo. Riunione Lega, vabbè, qua proviamo tutto. Lotteria draft. Dobbiamo cominciare anche a fare dobbiamo vedere alcune cose qua perché sennò veramente non abbiamo possibilità mai di portare a casa qualche buon giocatore. Ok. Allenamenti pre-draft non mi interessano. Vediamo il draft, chi sarà la prima scelta. C'è Patty Ewing, Carmelo, c'è bella gente. Vediamo i Seattle Supersonics. Joey Dumars. Attenzione, Joey Dumars. I San Antonio. Patrick Ewing. Houston. Va a fare una bella squadra. Carmelo, ragazzi. Houston ha una bella squadra. New York. Westmount Tisdale. Sacramento. Chris Mullin. Dallas. Andiamo fino alla 10ª almeno. Cazzi loro. Xavier McDaniel. Phoenix. Gli Atlanta. Manute Ball. Carl Coles. Ed Pinkney. Chicago. Charles Oakley. Scelta utente. No. Allora, belli. Allora. C'è qualcuno che... Ok, niente di esaltante. Ok. Simula fino a fine draft. Eccoli qua, Dumars, Patrick Ewing, Carmelo. Sicuramente i più diciamo famosi, Charles Oakley e Schreft, 17ª scelta. Ok, babini. Ingaggio matricole. Dai.
offerte qualificanti. Vediamo se c'è qualche buon giocatore, ma 30 anche. Ma rinuncia ai diritti. Ok, dopo chiaramente ci facciamo in off, non riusciamo a fare qualche colpo perché la situa non è delle migliori, raga. Grande Pat. Stiamo anche scendendo tutti come squadra. Se voglio portare a casa almeno un anello con Larry, deve essere questo l'anno, ragazzi. Se no, so cazzi e fallisco. E non è una cosa buona. Va bene. Lo Star Game New York. Usiamo la class draft che l'ho già controllata, tutto bene. Passiamo alla stagione successiva, ragazzi. Raga, un saluto del Comendone veneziano. Ci becchiamo con la stagione 85-86. Ciao!